A Porto Empedocle la Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'attività investigativa è stata intrapresa dagli uomini del commissariato di Porto Empedocle e seguita a un intervento effettuato dalle squadre volanti per una lite avvenuta presso un bar della città marinara. La polizia giudiziaria operante ha ritenuto che il giovane coinvolto nel litigio potesse detenere illegittimamente un'arma presso la propria abitazione. Quindi si procedeva pertanto a perquisire il domicilio, che dava esito positivo, in quanto veniva rinvenuta la pistola marca Beretta calibro 22, risultata perfettamente funzionante ed efficiente, comprensiva di caricatore, fornito di una cartuccia calibro 22 e altre 33 dello stesso calibro. Nel corso della perquisizione si trovava altresì un sacchetto in cellophane contenente una sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso complessivo di 28,40 grammi, un astuccio contenente un bilancino di precisione, un involucro contenente una sostanza stupefacente cocaina del peso complessivo di 3,40 grammi. Lo stupefacente e il bilancino venivano rinvenuti nonostante il giovane avesse tentato di disfarsene all'arrivo degli operatori della polizia, lanciando dal terrazzo l'involucro contenente la marijuana e occultando in un incavo del muro dello stesso terrazzo l'astuccio col bilancino e la cocaina. Alla luce di quanto emerso dalla perquisizione, il giovane empedocrino di 24 anni è stato tratto in arresto a disposizione del pubblico ministero di turno, accompagnato presso il proprio domicilio in attesa di nuove disposizioni dell'autorità giudiziaria procedente.